Esiste in Sardegna da diversi anni una importantissima manifestazione che ha nel suo profondo la capacità di unire anche con una certa semplicità associazioni, scuole, soprattutto i cittadini per andare a visitare i monumenti. Si chiama infatti Monumenti Aperti e per parlarne quest'oggi abbiamo invitato un ospite, Nicola De Sì, un archeologo, una persona che con i monumenti anche sotterranei, scavati nella roccia, nuragici, ha spesso a che fare. Nicola, ma quanto è importante la Sardegna e quanto lo sono i suoi, o meglio, i nostri monumenti? Spesso ci dimentichiamo che la Sardegna è uno dei territori che ha il patrimonio archeologico e storico più vasto di tutto il mondo occidentale, ovviamente paragonato all'estensione territoriale. Le cifre sono veramente alte, si parla di circa 10.000 nuraghi, oltre 3.500 domus de Janas, menhir, dolmen, chiese romaniche, opere d'arte, insomma il patrimonio è davvero immenso. Ora, quanto effettivamente c'è una ripercussione a livello economico, turistico, quanto effettivamente i sardi, e non solo i sardi, conoscono questo patrimonio? In effetti negli ultimi anni c'è stato un grande risveglio da parte della popolazione sarda, c'è un grande interesse, una sete di conoscenza verso tutto ciò che ci circonda. Noi oggi siamo a Cagliari, è vero, forse non ha mai dato un grande esempio di valorizzazione dei propri monumenti, ma negli ultimi anni, forse anche grazie a manifestazioni come quella di Monumenti Aperti, sta davvero cercando di valorizzare al meglio la propria ricchezza. Sotto i nostri piedi, su un lato, sull'altro, sono presenti cavità sotterranee, anche monumentali, anch'esse faranno parte della manifestazione Monumenti Aperti, ma soprattutto ad esempio siti identitari come chiese, all'interno delle quali sono presenti nelle loro cripte delle chiese nelle chiese, dei retabli. E ci sono dei monumenti molto particolari secondo te dove le persone che ci seguono potrebbero andarli appunto a trovare, a visitare? Sì, sono davvero tanti, ecco, questo dimostra che Cagliari ha da offrire non solo a cielo aperto, ma anche nel mondo sotterraneo. Una città che ha avuto un grande passato, un grande medioevo. Spesso si dice che la Sardegna non abbia giocato un ruolo importante durante il medioevo. Niente di tutto questo. Durante il Medioevo la Sardegna aveva 4 grandi giudicati, uno di questi era appunto il giudicato di Caralis, che aveva sede nella zona dello stagno di Santa Gilla, Santa Igia. In questo periodo la Sardegna era completamente immersa in traffici commerciali, in tutto il Mediterraneo, giungevano a Cagliari artisti, letterati, insomma è stato sicuramente un grande periodo, un periodo di grande sviluppo. Quindi non un secolo buio come spesso è stato descritto, ma anche un secolo di arte, basti pensare all'elefantino sulla torre dell'Elefante di Cagliari, che è divenuto in passato uno dei simboli della manifestazione Monumenti Aperti. A proposito di manifestazione Monumenti Aperti, andiamo a Nuoro, nell'Istituto d'Arte. Guardate cosa ha da raccontarci questo professore. Oggi siamo a Nuoro, all'Istituto Tecnico d'Arte, dove incontreremo i ragazzi che ci presenteranno il loro lavoro per l'edizione di quest'anno di Monumenti Aperti. Abbiamo accettato di buon grado l'invito dell'amministrazione comunale a partecipare a questa edizione di Monumenti Aperti. Come liceo artistico siamo sempre stati disponibili e aperti a qualsiasi manifestazione artistica che coinvolgesse la scuola e i nostri alunni. Hanno aderito con grande entusiasmo ad affrontare questo ruolo di accompagnatori, ciceroni e guide di un monumento importantissimo per Nuoro, di un grande artista che è Nivola, che noi nella scuola abbiamo ampiamente celebrato con opere e rifacimenti delle sue opere, rivisitazione delle sue opere. Per cui ben volentieri abbiamo aderito, i ragazzi li stiamo preparando sul percorso di Nivola, il suo percorso artistico, e quindi affronteranno con sicuramente qualche timore questa esperienza di ciceroni, però sicuramente comunicheranno con la loro freschezza, la loro immediatezza quello che il messaggio di Nivola voleva dare con l'opera della Piazza Satta. Come vi siete preparate? Qual è stato il percorso di preparazione? Allora, abbiamo fatto una lezione dove la professoressa ci spiegava tutte queste opere che ha fatto e come dovevamo fare, e poi abbiamo fatto anche una simulazione. Ok. Come vi sentite? Pronte, emozionate? Come siete? Tranquilla. Dovrò semplicemente parlare e spiegare le cose, non è...
un'interrogazione. Cioè. E finora cosa vi ha lasciato come formazione personale, come nuova esperienza? Magari un inizio per poter continuare una carriera dal punto di vista artistico e quindi come guida imparare insomma di più sul proprio territorio e sulle proprie origini. Abbiamo magari scoperto cose che non sapevamo, quindi che possiamo anche spiegare agli altri come ce le hanno spiegate a noi. Pensate sia importante per chi abita a Nuoro sapere le cose che sapete voi ora? Certo. Sì, perché in questo punto di vista io per prima sono un po' ignorante, perché magari non so, capito, molte cose che nasconde questa città e tutto, quindi poi scoprirle è anche bello e anche farle sapere agli altri. È un modo per far rivalutare la nostra città, il posto, appunto, far vedere che anche noi sappiamo prenderci cura del nostro futuro. E ora sentiamo il lavoro dell'Istituto d'Arte di Nuoro sulla piazza Satta dell'artista oranese Costantino Nivola. Nel 1965 l'amministrazione comunale di Nuoro volle riqualificare la piazza Plebiscito situata nel centro storico. Vi si affacciavano case pericolanti, in parte demolite, e quella che era stata l'abitazione dell'illustre poeta nuorese Sebastiano Satta. Dei lavori fu incaricato Costantino Nivola. L'artista oranese rispose sollecitamente dagli Stati Uniti alla lettera dell'onorevole Pietro Mastino. Accetto volentieri questo incarico, che mi offrirebbe l'occasione di realizzare un mio lavoro in Sardegna. La piazza, di forma irregolare, fu pavimentata e arredata facendo ricorso al granito proveniente dalla Gallura e dal Monte Ortobene. Sedili squadrati, distanziati fra loro, sembrano affiorare naturalmente dalla superficie. Grandi massi informi poggiano sulla terra come menhir, accogliendo nelle cavità naturali piccole sculture di bronzo. La dimensione intima dell'uomo è evocata dal formato ridotto dei bronzi all'interno dei grandi massi che fungono da piedistalli, a formare panchine per i visitatori. Così il pavimento diventa il piedistallo di tutti coloro che entrano in piazza. Allo stesso tempo, siamo in una posizione che ci permette di contemplare la memoria e l'importanza di Sebastiano Satta. Le rocce custodiscono le piccole sculture bronze in un modo così protettivo da farci domandare, come ancora Licht suggerisce, dov'è l'eroe che la piazza intende celebrare? La dimensione di un oggetto spesso è inversamente proporzionale al suo significato. La piazza Sebastiano Satta, completata nel 1967, invita oggi il cittadino a vivere quel luogo, a conoscerlo, a celebrarlo, a parteciparlo, sentendosi parte della comunità che lo accoglie. E rientrati da Piazza Satta a Nuoro, ci troviamo in compagnia dell'archeologo Nicola Dessì per approfondire, per l'appunto, la storia del nuorese, per monumenti aperti, a telecamere spente. Ci stavamo dicendo una cosa, è previsto, o meglio è prevista l'apertura di un monumento molto molto intrigante. Sì, si tratta di un nuraghe, il nuraghe Tancamanna. Tenete conto che attualmente è l'unico nuraghe in Sardegna inserito in un contesto urbano ovviamente ampio, quello della città di Nuoro. Infatti il quartiere si chiama ancora su nuraghe. Ecco, dopo anni di scavi e ricerche, finalmente questo monumento sarà fruibile al pubblico. E io credo che dal punto di vista turistico servirà tanto ad una città che comunque, pur essendo nell'entroterra, ha sempre dimostrato una volontà molto forte di voler in qualche modo confrontarsi con il resto del mondo. Non dimentichiamo tra l'altro che Nugoro viene chiamata anche l'Atene sarda. Perché? Perché ha dato i natali ad artisti, letterati di fama internazionale, tra tanti, insomma, pensiamo a Grazia Deledda, insomma, e artisti anche della provincia di Nuoro. Ecco, quindi a dispetto di quello che si possa pensare, di un centro che comunque è nell'entroterra, quindi teoricamente dovrebbe rimanere chiuso, è tutt'altro. Quindi si sfata il mito della zona isolata, delle barbagie, delle zone dove i sardi stavano un po' più chiusi, ma una zona che stiamo vedendo comunque aperta anche all'arte e alla cultura, e grazie alla archeologia, a monumenti aperti, sta
per l'appunto risvegliando dal torpore culturale quelli che sono sugo notto, insomma il conosciuto, l'essenza di Nuoro stessa. Sì, i nuoresi hanno sempre dimostrato, ripeto, la volontà di voler trovare un confronto col resto della Sardegna e, ripeto, col resto del mondo. Dopotutto quello che è stato prodotto finora in quella città è conosciuto, insomma, ben oltre i confini urbani di Nuoro. Pensiamo, insomma, ad altri contesti: il museo etnografico di Nuoro, il museo archeologico che contiene dei preziosissimi reperti provenienti da siti archeologici della zona, uno tra tanti il sito di Noddule. Si tratta di un pozzo sacro con un villaggio sacro che verrà aperto appunto per i monumenti aperti. Ma non svegliamo di più ai nostri ospiti, agli amici che ci seguono. Sotto l'alta torre dell'Elefante che abbiamo citato prima lanciamo il prossimo servizio. Tu mi hai dato un assist bellissimo, stiamo parlando del MAN, il Museo d'Arte di Nuoro. Sentite cosa hanno da raccontarci i nostri ospiti. Il MAN è il Museo d'Arte della provincia di Nuoro, un centro espositivo d'arte moderna e contemporanea che conserva una collezione di arte sarda dall'inizio del Novecento sino ai giorni nostri. È un museo che torna ad aderire alla manifestazione Monumenti Aperti dopo alcuni anni di assenza, lo fa con grande interesse, con trasporto, presentando una mostra che sarà visitabile gratuitamente nei giorni del 25 e del 26 aprile, dedicata ai linguaggi sperimentali in Sardegna negli anni tra il 1957 e il 1983. È una mostra che occupa i 3 piani del nostro museo, divisa in alcune sezioni che riecheggiano alcune delle principali correnti artistiche internazionali che sono sviluppate in quegli anni, dall'arte pop all'informale all'arte povera, e lo fa attraverso una selezione di opere di artisti che hanno operato in Sardegna che presentano notevoli sorprese dal punto di vista dello sviluppo delle tecniche, dal punto di vista dei linguaggi indagati, ed è una mostra che noi abbiamo inaugurato pochi giorni fa e che rimarrà in piedi fino al 28 di giugno. In occasione di Monumenti Aperti mettiamo a disposizione le nostre guide, a disposizione del pubblico, e in più ci saranno una serie di occasioni speciali. Sabato mattina alle 11 Silvano Tagliagambe farà un percorso all'interno delle sale del museo, approfondendo alcune delle tematiche affrontate nell'ambito della mostra. Nel pomeriggio i nostri operatori, in particolare Gian Vincenzo Monni, saranno a disposizione per una conversazione pubblica, e lo stesso accadrà nella giornata di domenica, quando la mattina il nostro Dipartimento Didattico metterà in piedi un laboratorio per ragazzi e bambini dai 6 ai 12 anni, sempre dedicato alla mostra in corso. Monumenti Aperti si dota non soltanto della possibilità di scoprire monumenti della città di Nuoro più o meno conosciuti, ma anche di una mostra che mi auguro possiate tutti venire a vedere. E come in un lungo viaggio a ritroso nel tempo stiamo lasciando la storica porta dell'Elefanti a Cagliari e stiamo salutando l'archeologo Nicola Dessì che ci ha fatto compagnia. Ma quanto è importante una manifestazione come quella di Monumenti Aperti? Monumenti Aperti dà la possibilità di visitare edifici storici, archeologici che per gran parte dell'anno sono chiusi, e soprattutto di visitarli gratuitamente. Bene, grazie amici per averci seguito e arrivederci al prossimo approfondimento. Fate buone visite.